Oggi Grillo ha detto che il presidente Napolitano non si deve dimettere ma si deve costituire. Che senso ha attaccare Napolitano a poche settimane, pochi giorni dalla sua uscita di scena? Se Grillo non attaccasse Napolitano non sarebbe Grillo. Devo dire che ha imbroccato una battuta, era un po' che non gli veniva una battuta così bene. Penso che sia anche abbastanza coerente. I 5 Stelle hanno chiesto l'impeachment per Napolitano, accusandolo di alto tradimento e attentato alla Costituzione, quindi il minimo che possano dire è che debba costituirsi. Ma chiaramente il senso è politico. È una durissima critica politica, infatti poi credo che Grillo abbia aggiunto che Napolitano ha firmato qualsiasi cosa, che Napolitano ha responsabilità nella crisi italiana. Insomma, è una critica politica fatta da uno che ancora utilizza il linguaggio del comico quando deve parlare di politica e da leader politico, però anche la battuta è troppo parlando... bella per essergli buttata in faccia come un oltraggio, insomma, non è un vilipendio. Non è un oltraggio. È una bella battuta, secondo me. Volante, sei d'accordo su questo, Marco? Poi dopo andiamo in pubblicità. Certamente le fuoriuscite tra quelle spontanee e quelle spintanee sono quelle spintanee? Quelli che sono usciti perché li hanno spinti fuori e quelli che sono usciti fuori senza farsi spingere. L'ultimo che è uscito, Currò, ci è uscito diciamo spontaneamente, anche se aveva avvertito Renzi in anticipo per organizzare una bella sceneggiata parlamentare. Faccio notare che in un anno e mezzo questo Parlamento ha visto cambiare casacca a 161 parlamentari, mentre nei 5 anni della legislatura precedente i Voltagabbana erano stati solo 160. Ed era la legislatura delle continue compravendite dei parlamentari. Siamo nella normalità del Parlamento italiano. Normalità, è che tutte le grandi forze parlamentari si presentano alla corsa per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica in ordine sparso al loro interno. Non si può dire che Renzi controlli tutto il PD, non si può dire che Berlusconi controlli tutta Forza Italia e non si può dire che Grillo controlli tutti i 5 Stelle, né quelli che aveva portato in Parlamento un anno e mezzo fa, né quelli che gli sono rimasti adesso in Parlamento, perché si parla di altri smottamenti. Sì. E questo rende ancora più thriller quello che sarà del nuovo capo dello Stato. Quando Napolitano dunque, sono pericolosamente d'accordo con Travaglio su questo. Oggi Grillo ha fatto una conferenza stampa di 2 ore davanti ai nostri colleghi stranieri. Tu come l'hai trovato? Un po' stanchino? O... Sì, l'ho trovato un po' stanco. Come sempre molto grossier nel suo modo di argomentare, quindi i colleghi stranieri giustamente si sono rizzelati del fatto che non sia preciso, cioè giustamente lo trattano come un leader politico e quindi pretendono che sia esatto nei canoni, che tiri fuori le cifre, eccetera. Lui lo conosciamo com'è, insomma, è abituato a sgrezzare i problemi, è un grande semplificatore, ma non è che gli puoi chiedere di andare nei dettagli, lo puoi chiedere a qualcuno dei suoi parlamentari particolarmente precisi, come la Lezzi, come quelli che si occupano dell'economia, ma insomma a Grillo non glielo puoi chiedere, quindi ovviamente c'è stato un momento di tensione proprio perché parlavano 2 linguaggi diversi, ma giustamente i colleghi stranieri sono abituati a rivolgersi ai politici pensando appunto che i politici debbano... Ma pensi che la discesa del consenso sia solo momentanea del Movimento 5 Stelle? Questa discesa del consenso non la vedo, vedo che nei sondaggi hanno sempre gli stessi voti che hanno preso alle europee. È chiaro che è difficile mantenere un consenso stando all'opposizione. In genere è più facile però, no? No. Sì. No. Più difficile governare e mantenere il consenso, no? Scusate, l'ultima volta che si è votato erano le elezioni europee, no? Renzi stando al governo ha preso... Sì, Renzi stando al governo ha preso dalle casse dello Stato 10 miliardi, no? Sì, e li ha distribuiti a pioggia a una decina di milioni di elettori, no? Con effetto il giorno dopo delle elezioni europee. La prima volta che entravano gli 80 euro nelle buste paga di 10 milioni di persone era il giorno delle europee. Questo lo può fare chi sta al governo, comprarsi i voti con i soldi pubblici.
chi sta all'opposizione non ha né posti né soldi da distribuire. Sì, chi è in quindi io quando vedo i sì, sondaggi, con tutte le cazzate che hanno fatto Grillo e i 5 Stelle, con le espulsioni, le liti, le risse, il tempo che hanno passato a guardarsi l'ombelico e a parlare dei fatti loro interni anziché dei fatti nostri, di cui poi magari parlano in Parlamento e i giornali fanno finta di niente, ma quello è un altro paio di maniche, questo è colpa loro, perché se poi non si affacciano alla televisione per far sapere quello che stanno facendo, vuol dire che non hanno capito la comunicazione, e la comunicazione è politica, ma il fatto che con tutte le cazzate che hanno fatto e con la capacità che ha Renzi di mentire agli italiani e soprattutto di usare i soldi pubblici per comprarsi i voti come ha fatto con gli 80 euro, il 5 Stelle sia ancora al 20%, secondo me è un miracolo. Diciamo, è un'opinione, lo lasciamo da parte. Però pensare che Renzi abbia comprato, come dici tu Marco, il voto, insomma, anche perché non poteva avere quell'effetto, perché sai l'ha benissimo fatto, che è così. ma non è così. Il 40,8% è legato agli 80 euro. Il 40,8% se gli 80 euro li avesse dati a fine anno, all'altissimo tasso di astensione che ha favorito il suo partito, e probabilmente doveva avere tempo se uno per mi mette consolidarlo. 80 euro al mese in più nella busta paga, io evito di stare a casa e vado a votare. Ma non l'hanno votato per quello, l'hanno votato perché era ancora in luna di miele, e oggi lo è molto, è una delle meno. ragioni. E oggi Pensate che ci saranno elezioni anticipate nel 2015, è giusto, così parlando di elezioni? Guarda, è inutile che... Cioè, io potrei anche parlare, ma quello che io dico ha lo stesso valore di chi passa per la strada o chi sta al bar e parla della partita di calcio. Cioè, noi non possiamo sapere niente, perché noi non sappiamo come vanno a finire tutte queste congiunzioni astrali che potrebbero collimare, come potrebbero invece esplodere, che sono le scadenze dei prossimi giorni, delle prossime settimane. Non si sa come va a finire la legge elettorale, non si sa come va a finire la legge costituzionale, non si sa come va a finire la partita del Quirinale, non si sa nemmeno come va a finire la legge di stabilità, perché oggi mi pare che hanno rinviato la presentazione del maxi emendamento, evidentemente se lo rinviano... Però c'è un'agenda ipotetica. C'è un'agenda ipotetica, ma l'agenda ipotetica tutte le palle devono andare in buca, potrebbero andare tutte in buca, potrebbero andare fuori. Mangiano il panettone senza problemi, adesso mi entriamo piace, un attimo nel merito dell'operato di Napolitano, Marco Travaglio, no? Perché tu sei stato sempre molto critico con un anno fa ho Napolitano. pubblicato un libro di 600 pagine con l'elenco delle cose che aveva fatto. Ecco, ma l'obiezione politica che gli muovi, cosa avrebbe dovuto fare di diverso? Vabbè, una serie innumerevole di obiezioni politiche. Ogni atto di Napolitano si parliamo dell'ultimo Napolitano, no? Diciamo dal 2011 in poi è stato Napolitano è uguale lui che al ha primo. agevolato anche il processo, diciamo, di uscita di scena di Berlusconi, no? Quello che ha avviato l'uscita di scena di Berlusconi si chiama Antonio Esposito, è il presidente della seconda sezione della Cassazione, che contro tutti gli accordi che erano stati presi in sede politico-giudiziaria ad alto livello ha preso un processo che avevano tutti deciso di destinare alla prescrizione e lo ha salvato dalla prescrizione rispettando la legge. No, lo volevano aggiustare gli altri. Ma lui è uscito nel 2011. Lo volevano aggiustare gli altri. Travaglio, è uscito nel 2011 Berlusconi, diciamo di fatto dal Berlusconi governo. È uscito nel 2011. Il suo governo è caduto nel 2011. E secondo te l'ha fatto cadere Napolitano? No, questo non potrei mai dirlo, ma diciamo che Napolitano ha agevolato il cambio di stagione politica. Napolitano gliele ha date tutte vinte, fino a quando Berlusconi è contato qualcosa. Quando Berlusconi è stato condannato, dopo che gli era stata fatta balenare la grazia, eccetera, eccetera, Berlusconi è stato fregato. È l'ultimo di una lunga serie di politici fregati dal Presidente della Repubblica. L'obiezione principale è che Napolitano, eletto in base alla nostra Costituzione per fare l'arbitro, ha fatto il giocatore per una squadra, la sua, fin dal primo giorno, per cui non c'è un Napolitano primo, un Napolitano secondo. Napolitano è un attore della politica che dovrebbe fare l'arbitro e invece fa il giocatore.
e ha un suo progetto politico. vostro il onore, Presidente della non sono Repubblica nella d'accordo. nostra Costituzione non può avere nessun progetto. ma Non è aspetta, vero, non è Secchi. così, Certo ci che sono è i così. saggi di Mortati Certo che dicono che è il così. contrario. Tu immagini un presidente, Beh, le la linee Costituzione guida materiale è quella che esiste perché sai di diritto e è quindi quella sai che che si esiste. inventa Napolitano, Ma non che se si la inventano i inventa suoi Napolitano. corifei, Però, ma non è scusate, scritta da nessuna parte la Marco, Costituzione nel 2000 materiale. Cosa si inventa? Si inventa l'ennesimo governo d'emergenza, cioè un governo di larghe intese, ancora una volta. Pensate quest'uomo che cosa gli tocca fare. Ma poveretto, Aspetta, guarda, dopo mi che fa una pena. gli chiedono, Sto per gli piangere. chiedono in ginocchio, non versare lacrime che sarebbero di coccodrillo, e gli chiedono in ginocchio Ma questa è una di favola, ma- ricandidarsi al Quirinale perché non riuscivano a mettersi d'accordo. Questo è vero, no? E lui Scusa, violentato. Impallinavano. Ma quest'uomo E lui qua, violentato ultra dai ottantenne, partiti. gli chiede